L'autodeterminazione è un diritto, non un crimine, e il fatto che le corti italiane della Belgica no? Sì, di Belgium, di Scozia, hanno letto i Puigdemont e altri esilati libero, dimostra che la cosa che ha fatto la Spagna di incarcerare dirigenti politici e sociali per aver organizzato un referendum di autodeterminazione è un crimine. Loro sono lo che facciano crimine, perché l'autodeterminazione è riconosciuta per Nazioni Unite come un diritto, infatti nell'accordo di diritti politici e civili è il primo articolo. Tutti i popoli hanno il diritto a autodeterminarsi. Ok, che peso hanno in Catalogna le associazioni culturali? Hanno un peso molto molto importante, molto, di sempre, dal 19 secolo, secolo? Sì, sì. Nel secolo XIX Sì, un secolo hanno fa. creato associazioni culturali, musicali che hanno permesso alla lingua catalana di rinascere dopo secolo di disapparizione. Adesso Òmnium Culturale è un'associazione che ha 60 anni e l'Assemblea Nazionale Catalana è più politica, anche fa cose culturali anche, ma adesso è anche un'associazione civile. Bueno, lo digo en catalano, la riquesa associativa a Catalunya és molt important, des de centres excursionistes a entitats ecologistes, entitats culturals, entitats de folklore, castellers, els que fan els castells. Tot això ha creat és una cosa que ha creat una base que després ha fet molt més fàcil el creixement del catalanisme i el fet que hagi esdevingut majoritàriament també independentista, no? Perquè primer vam salvar la consciència nacional i cultural. Sense llengua i cultura probablement ara no estaríem aquí, i de fet l'estat espanyol ha intentat suprimir i aniquilar la llengua e la cultura catalanes. È possibile creare un legame fra i popoli d'Europa che vogliono conquistare una soggettività politica, quindi Sì. non soltanto i catalani ma anche altri popoli, come Sì. anche il popolo sardo? Sì, è possibile. Infatti adesso che si fanno questi dibattiti del futuro d'Europa organizzati per la Commissione europea, il Parlamento europeo, i partiti di un'associazione che si chiama ALE, Associazione Libera Europea, organizzeranno conferenze. Adesso anche l'Assemblea Nazionale Catalana farà in qualche giorni una conferenza sobre il diritto d'autodeterminazione e noi pensiamo che l'Unione Europea deve fare un passo avanti nel riconoscimento del diritto d'autodeterminazione. Che accoglienza avete trovato in Sardegna dal 24, quando è stato arrestato il presidente Puigdemont? È stato duro, perché era una sorpresa, perché noi stavamo convinti che aveva l'immunità dopo una dichiarazione del Luxemburgo, e è stato un terribile. Pensavamo va andare in carcere nella Spagna, no? Adesso també hem pensat que també podia ser un revulsiu per al moviment, per tornar a fer un pas endavant. Però bé, al final, no, el fet que el deixessin lliure immediatament, no, al cap d'unes hores, doncs també ens va omplir d'alegria, no? I també és una demostració que és la justícia espanyola la que està actuant com una autarquia.
i que no està respectant els drets ni està garantint principis bàsics com és la immunitat dels electes.